Dalla tempesta Vaia, che lo scorso anno mise in ginocchio buona parte del Veneto, alla sostanza organica fondamentale per rendere i terreni fertili e ottimizzare il consumo di acqua in ambito agricolo. La seconda edizione di Terre Evolute, Festival della Bonifica, organizzato dall'Ambi Veneto con i suoi 11 consorzi di bonifica e dall'Università di Padova a San Donà di Piave dal 16 al 19 maggio, sarà incentrata quest'anno sulle opportunità, le sfide e i rischi legati alla risorsa idrica. Le anticipazioni durante la presentazione presso l'Orto Botanico di Padova. Gli andamenti climatici stanno per l'ennesima volta evidenziando come anche sul microscenario, non solo su un scenario mondiale, hanno degli impatti negativi. Alternanze ormai costanti di momenti di piogge intense e di pericolo con anni come stagioni che abbiamo davanti, dove le problematiche della risorsa idrica legate in modo particolare all'agricoltura e all'irrigazione stanno già in questo momento evidenziando problematicità. Ideatrice e curatrice di Terre Evolute è Elisabetta Novello, docente di storia economica nel Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e Antichità. Il festival rientra a pieno titolo fra le modalità attraverso le quali il settore interpreta la Settimana Nazionale della Bonifica, iniziativa promossa da molti anni dall'Ambi nazionale per sensibilizzare la cittadinanza sulla gestione attenta della risorsa idrica e sulla difesa del suolo. È stata presentata non a caso all'Orto Botanico di Padova. L'Orto Botanico di Padova è nato qua perché un canale a ricorno che il consorzio gestisce è potuto dare acqua per le piante fino a partire dai secoli scorsi. Ancora oggi questo canaletto il consorzio lo gestisce ed è vicino la nostra location al Prato della Valle, un territorio valle palude bonificato proprio nella sistemazione idraulica che è stata fatta mediante l'isola Memmia, che è stata una canaletta che ha risanato anche dal punto di vista della sicurezza idraulica quel territorio lì.